Sì, penso che ha detto tutto, è inutile fare recriminazioni sulle 100 parate di Taibbi o sulle occasioni che abbiamo sprecato, purtroppo questo è uno sport così e vincono le squadre che segnano, noi non segniamo e alla fine il risultato è giusto. Punto. Se non metti dentro tutte le occasioni che crei e subisci ogni volta che tirano in porta è giusto che perdi. No, rammarico non c'è, che la reazione non è stata tardiva, noi abbiamo credo dominato la partita dal primo minuto. Credo che il Matera, che comunque è un'ottima squadra, abbia costruito forse 6 o 7 occasioni in tutta la partita, di 7 occasioni ha realizzato 4 reti, noi ne abbiamo costruite credo almeno 80 e abbiamo praticamente realizzato il 2% delle occasioni costruite e quindi è giusto, la sconfitta è giusta. No, può comprometterli, no, sicuramente li complica, lo sapevamo prima della partita e sapevamo che era una partita difficile e purtroppo niente, abbiamo azzerato credo probabilmente il piccolo vantaggio che avevamo costruito in chiave playoff e adesso niente, ci rimettiamo sotto e continuiamo a lavorare per raggiungere i playoff sperando di raggiungerli anche in una buona posizione nella griglia finale.